Eder. Mech. Pallister. Secondo il medico legale, la morte dell'uomo il cui cadavere è stato rinvenuto ieri mattina a Trieste risalirebbe tra le 36 e le 48 ore precedenti al ritrovamento. L'uomo aveva in tasca atti, fogli vari, alcuni scritti in italiano, altri in lingue diverse, aveva anche appunti presi a penna su ritagli di giornale piuttosto farneticanti, ma non aveva con sé documenti. La vittima indossava scarpe nere, pantaloni e camicia color cachi, e sotto una maglietta la nera con la scritta bianca Live Turide. Aveva una benda sugli occhi di color bianco e azzurro, i piedi legati con nastro adesivo, le mani bloccate da una camicia a righe di diversi colori. Sull'asfalto è stato trovato nastro adesivo e altri oggetti. Sarà ora importante l'esito dell'autopsia disposta dalla PM. Al momento non è emersa nessuna indicazione utile per indirizzare le indagini, tanto che la notizia di reato è ancora ritrovamento di cadaveri da impiccamento. Il fascicolo è affidato al pubblico ministero Maddalena Chergia. I carabinieri già nella giornata di oggi potrebbero completare la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Smentita la ipotesi di tortura, ma sono presenti cicatrici nella parte superiore del cranio, a forma circolare, che potrebbero anche essere conseguenze dello stato di decomposizione del cadavere. Che si tratti di un'iraniana è al momento solo una delle ipotesi che circola negli ambienti investigativi. Si tratterebbe infatti di una persona che gravitava su Trieste da qualche mese, ma ancora non si sa se l'identità del cadavere corrisponda proprio all'uomo sospettato dai militari. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.